Facciamo il punto della situazione. Il 12 giugno il Consiglio regionale ha votato finalmente la legge 16/2014 che consente al Veneto di andare a votare sull'indipendenza. Un risultato straordinario, un lavoro eccezionale di indipendenza veneta e quindi un grazie a tutti quelli militanti e simpatizzanti che ci hanno sostenuto. Cerchiamo ora di capire quali sono gli ostacoli, qual è l'agenda che ci porta alla votazione tanto auspicata. Allora, innanzitutto la Giunta regionale ha 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge nel BUR, che è avvenuta il 24 giugno, e quindi entro il 24 luglio la Giunta regionale deve adottare i provvedimenti per la regolamentazione del voto referendario. Una volta fatto questo, ovviamente avremo anche un conto corrente dove i veneti possono depositare eventuali elargizioni, donazioni e quant'altro per soddisfare quella che è la necessità di spesa del referendum medesimo. Entro 60 giorni poi, sempre dal 24 di giugno, il governo italiano potrebbe impugnare la legge davanti alla Corte Costituzionale e quindi ha tempo fino al 24 di agosto. Che cosa accade se il governo impugna la legge davanti alla Corte Costituzionale? Accade che praticamente la Corte Costituzionale dovrà decidere, però una cosa importantissima che anche alcuni pseudo giuristi non hanno valutato pur non esimendosi dal commentare è che la legge, anche se impugnata, non perde la sua efficacia, non perde la possibilità di produrre i suoi effetti, quindi si può andare avanti. Questo è il punto fondamentale. Al massimo, per quella che è l'esperienza e la prassi, ci potrebbe essere una anticipazione dell'udienza o una istanza di sospensione di efficacia della legge qualora fosse richiesta appunto dall'impugnante, ovvero dal governo. Ma questo nella prassi non è mai accaduto, quindi teoricamente noi possiamo ipotizzare che si può andare avanti nella fase attuativa di questa legge, perché si potrebbe già votare il 9 di novembre o comunque successivamente tutti i mesi ulteriori fino a marzo compreso. Se non ci saranno scherzi, se non ci saranno furbate da parte dello Stato italiano, che ovviamente bisogna anche aspettarsi. Una di queste è violare tanto la Costituzione quanto la legge dello Stato che attribuisce alle regioni la competenza di stabilire la regione, la sua legge elettorale e la legge elettorale appunto del Veneto, la 5 del 2012, la quale prevede che in Veneto si vota per l'eventuale rinnovo del Consiglio regionale dal 15 maggio al 15 giugno. Se si rispettano le leggi italiane e venete non si dovrebbe andare a votare per le regionali, quindi prima di questo periodo. Ergo, fino a marzo compreso, che è tempo ampio prima delle eventuali elezioni, è evidente che si può andare a votare per il referendum sull'indipendenza del Veneto. Abbiamo un'agenda quindi con tempi estremamente ampi davanti a noi, basta saperla gestire, basta volere l'indipendenza, basta che ci siano coloro i quali remano contro parlando di necessità di unioni, di unirsi tra le varie sigle per organizzarci per le elezioni regionali. Io sono convinto che se vogliamo, se i veneti sono informati, se tutti quanti ci adoperiamo per l'indipendenza, quindi per il referendum sull'indipendenza, non ci saranno mai più elezioni regionali. Io spero che tutti si convincano che questo è il punto aggregante, questo è il punto decisivo. Chi parla di elezioni regionali sta danneggiando la causa dell'indipendenza. Quindi lavoriamo tutti insieme sul progetto dell'indipendenza, sulla scadenza dell'indipendenza, conoscendo anche i meccanismi e l'agenda che ho riassuntivamente esposti in questa breve nota.